Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani durante un'intervista ha annunciato l'imminente rimpasto di governo dicendosi deluso dal comportamento di qualche assessore. In particolare pare che il governatore non abbia gradito la gestione della chiusura della discarica di Lentini. Adesso a Catania, dove un giovane di 21 anni ha cercato di strangolare e spinto per le scale la madre dopo averla picchiata perché si sarebbe rifiutata di dargli del denaro per comprare la droga, decisivo l'intervento della polizia che lo ha arrestato. Ci spostiamo a Fontane Bianche nel Siracusano, dove un ventenne è stato accoltellato la scorsa notte all'addome all'esterno di un locale della zona balneare a seguito di una rissa fra giovani che avevano assunto alcol. Paura per un incendio all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale nel Catanese. Il rogo che si sarebbe creato a causa del malfunzionamento di una termoculla si è sviluppato nel reparto di ostetricia e ginecologia che è stato evacuato. E chiudiamo con l'ennesima vittima della strada. Si tratta di Fabio Spataro, 48 anni, che la notte scorsa ha perso la vita sulla strada che collega Pachino a Portopalo. L'uomo viaggiava su una moto di cui avrebbe perso il controllo. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.